Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, giovedì 9 marzo. Un pitbull è stato salvato da un forte avvelenamento causato da veleno per topi. Il cane la settimana scorsa ha iniziato a vomitare sangue e schiuma e a dare altri evidenti segnali di un forte malessere. Fortunatamente è stato portato in tempo alla clinica veterinaria del dottor Vianelli, dove è stato salvato dopo un lungo iter di cure. È stato accertato che il cane aveva ingerito del veleno per topi. La proprietaria non ha idea di dove possa averlo ingerito. I luoghi di usuale frequentazione sono stati all'Isola dell'Unione, Viale Trieste e in spiaggia. Non è possibile accertare se si tratta di un tentativo deliberato di avvelenamento oppure se il povero animale sia incappato in un'esca per topi. Da molto tempo c'è un'importante attività di deratizzazione effettuata da aziende specializzate, ma anche direttamente da famiglie e aziende. Potrebbe essere che un'esca sia stata lasciata alla portata del cane. Le aziende del settore operano in modo professionale e le esche avvelenate vengono distribuite con tecniche collaudate con le quali solo i topi possono accedere al veleno. Rimane la possibilità di un'esca lasciata in giro da privati oppure qualche persona malvagia che odia i cani. Buffett, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Buffett. Buffett, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. La strada statale 309 Romea dal chilometro 94+100 al 100+200 sarà interessata da lavori e il provvedimento che sarà preso per regolare la circolazione sarà il senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico o tramite movieri. Lo comunica ANAS. Devono essere infatti eseguiti i lavori di posa della rete in fibra ottica FTTH Fiber to the Home nei comuni di Chioggia e di Codevigo. Per poterli eseguire e in sicurezza, l'attuale disciplina del traffico deve essere modificata. I lavori saranno eseguiti dal 13 al 28 marzo prossimi, in fascia oraria notturna dalle 21:30 alle 6:30, esclusi festivi e prefestivi. Nelle aree di cantiere il limite di velocità sarà abbassato a 30 km all'ora e sarà in vigore il divieto di sorpasso. Inoltre, se il traffico sarà elevato, si utilizzerà solo il lavoro dei movieri. In tal caso i restringimenti stradali non potranno estendersi per un tratto maggiore di 500 metri. Allora, siamo alla Cama, Pescheria della Cama, qua ai saloni e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o cosa pubblicare. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress. Sul Corriere del Veneto di mercoledì scorso, in un interessante articolo intitolato Stazione di Mestre, pronto il progetto, informava sullo stato dell'arte dell'iter per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Mestre. Un bellissimo progetto che prevede una nuova stazione di ben 3 piani, con biglietterie e negozi a 9 metri di altezza, un investimento di 80 milioni di euro che, come riporta nell'articolo, cambieranno il volto della terraferma, specificando che gli obiettivi di questa importante ricostruzione sono anche quelli di migliorare la sicurezza della zona dove imperversano spacciatori e gli episodi di microcriminalità sono frequenti. Benissimo che la stazione ferroviaria del capoluogo del Veneto si rinnovi, ci mancherebbe. Resta però il mistero di come sia possibile che la sovrintendenza a Mestre autorizzi la demolizione di un edificio che ha sicuramente delle valenze storiche, mentre a Chioggia ha obbligato a ricostruire il ponte della Fossetta. Il ponte della Fossetta avrà anche 80 anni, sarà sicuramente storico, ma è un'infrastruttura. Riqualificarlo costerà 4 volte di più di quanto sarebbe costato buttarlo giù e farne uno nuovo con criteri moderni.
e nel frattempo i residenti della Fossetta sono senza ponte da 4 anni. Ancora una volta Venezia matrigna con i Chiogiotti. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 €. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo! In via Foscarini la velocità che tengono i veicoli non sembra essere moderata, tanto che all'altezza del civico 41 sono state fatte varie segnalazioni per situazioni di pericolosità che si vengono a creare a causa della velocità, nonostante su questa via, come quasi in tutto il territorio cittadino, vige il limite dei 30 km/h. Il settore lavori pubblici ha proposto l'installazione di un dosso, proposta che è stata accettata e che vedrà l'installazione proprio all'altezza del civico 41 di un dosso e della relativa segnaletica. Intanto il sindaco ha imposto il limite dei 30 km/h anche su Viale Mediterraneo, direzione lungomare. Sui commenti e i post sui social con cui è stata resa nota questa comunicazione, in tanti hanno richiesto che anche su questo tratto di strada siano sistemati dossi per rallentare il traffico, in quanto si suppone che il nuovo limite sarà rispettato da pochi. Tre gli interventi di compensazione per la bonifica dell'area dell'ex Adriatica Delta Lat per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il sindaco di Adria, Omar Barbierato, ci informa che il primo intervento sarà la nuova pista ciclabile Baricetta Valliera, che si inserisce nel progetto Master Plan comunale di ciclopolitana all'interno del territorio del Parco del Delta del Po, che sarà costruita dal parcheggio dell'ufficio postale di Baricetta fino a collegarsi alla ciclabile Valliera Adria per circa 1400 metri, attualmente in fase di costruzione lungo la strada regionale 443. Il secondo intervento concordato tra Comune di Adria e l'azienda consisterà in un corridoio verde che dal piccolo bosco esistente presso Corte Guazza arriverà fino alla ciclopedonale in Artessura, un bosco di pianura di circa 50.000 metri quadri progettato nell'ambito della mission prevista nel PAES e nel piano del verde comunale, in linea con gli obiettivi nazionali e internazionali in tema di ambiente. La terza opera compensativa consisterà nel prolungare l'esistente ciclopedonale che si snoda lungo la strada provinciale 4 da Valliera all'idrovola Cengiaretto fino ad arrivare in Artessura per una lunghezza stimata di circa 1100 metri, un tracciato che si svilupperà lungo la sommità arginale. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 9 marzo, è la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!